Siamo negli uffici del Consorzio di Bonifica Delta del Po, di Taglio di Po, per illustrare la progettualità e i lavori che stiamo eseguendo in due importanti unità territoriali del Consorzio, Porto Viro e Isola di Ariano, progettualità che sono state finanziate dal Ministero per le Politiche Agricole per eseguire i lavori a scopo di irrigazione. Guardando questa carta si vede quella evidenziata in arancione è l'isola di Ariano, 16.000 ettari che comprende i comuni di Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine. Questo bacino idraulico indipendente è attraversato dal canale Veneto che costituisce la dorsale principale di raccolta e scolo delle acque di bonifica, delle acque meteoriche, delle acque di infiltrazione dai rami del Po attraverso le arginature, le quali vengono espulse dall'impianto idrovoro Goro che si trova in questa posizione. Il progetto che stiamo realizzando a scopo di irrigazione va a raccogliere poco prima dell'arrivo nell'impianto di bonifica tutte le acque in arrivo dal canale Veneto e a distribuirle attraverso nuove condotte di distribuzione di acqua di irrigazione in questi territori. Questi territori che normalmente sarebbero serviti e sono serviti da opere di derivazione da sifoni a cavallo delle arginature sul fiume Po, che però durante la stagione estiva, in periodi siccitosi, quando la portata del fiume Po non è sufficiente, quando la portata del fiume Po è sotto il valore dei 450 metri cubi al secondo registrati a Ponte Lago Scuro, diventano inefficienti. Perché? Perché si verifica il fenomeno di ingressione del cuneo salino, cioè l'acqua salata del mare mi risale i tratti terminali del Po, andando a rendere inefficienti e inutilizzabili queste opere di derivazione di acqua. In questa maniera l'acqua di bonifica, che come dicevo prima non deriva solo dalle piogge o dall'acqua meteorica, ma anche dalla continua filtrazione dai rami del Po attraverso le arginature, acqua che io dovrei andare a espellere attraverso l'idrovoro Goro in maniera onerosa attraverso naturalmente elettropompe in fiume Po, la vado ad intercettare prima, la vado a riutilizzare e a distribuire a territori che se no sarebbero difficilmente serviti da acqua di irrigazione. Questo principio ispiratore del progetto viene applicato anche in due interventi più piccoli, uno qua sulla destra del Po di Venezia in località Cornera e un altro intervento in località Mazzorno Destro. Cosa andiamo a realizzare con questo progetto? Un nuovo impianto di sollevamento. Andiamo a servire un'area di circa 1500 ettari con una portata di 1000 litri al secondo per questa condotta che è denominata principale di diametro di 1 metro, una portata di 800 litri al secondo attraverso questo tratto chiamato collegamento nord, e andiamo a realizzare tutta una nuova rete terminale di circa 3 km arrivando fino alla punta più estrema, quasi al mare, in zona Bacucco, tra Taglio di Po e Ariano nel Polesine. In località Cornera, dove abbiamo già un sifone di prelievo di acqua dolce, andiamo a allungare un prolungamento della condotta di distribuzione anche qua di acqua irrigua. Quindi il segno tratteggiato è la condotta esistente, andiamo ad prolungarlo per altri 2 km, andando quindi a servire una nuova area di 500 ettari con acqua per irrigazione. Allo stesso modo, in località Mazzorno Destro andiamo a realizzare un nuovo impiantino di sollevamento installando una nuova pompa della portata di 75 litri al secondo e attraverso una nuova condotta di 1500 metri andiamo a servire una nuova area di circa 100 ettari, anche qua con acqua che altrimenti sarebbe espulsa con impianti di bonifica, la andiamo a riutilizzare ai fini irrigui.
e l'edificio che vedete è l'impianto idrovoro Goro, uno dei più grandi impianti idrovori che abbiamo nel comprensorio, all'interno del quale sono installate 7 pompe da 3.000 litri al secondo ciascuna.